Doppia riunione in sessione straordinaria e aperta del Consiglio Comunale di Favara. Non era mai accaduto che si convocassero due riunioni nello stesso giorno, ma la Presidente Miriam Mignemi, di comune accordo con i capogruppo, ha proceduto in questo modo poiché, essendo appunto aperti alla partecipazione attiva dei cittadini e degli enti interessati ai temi da trattare, dividendo le sedute si è evitato un superaffollamento dell'Aula. Consiglio Comunale straordinario e aperto che non doveva votare o approvare alcun atto deliberativo, ma è servito a dar voce a tutta la città. Sono stati così affrontati gli attuali e scottanti temi, il primo che riguarda il ventilato dimensionamento dell'Istituto Alberghiero Ambrosini e dell'Istituto Comprensivo Guarino. Il secondo per avere certezze sulla reale situazione finanziaria del Comune, se è ancora in dissesto, e sull'approvazione dei bilanci, argomenti necessari e propedeutici alla proroga dei contratti e alla stabilizzazione dei circa 300 lavoratori precari del Comune di Favara. Grande la partecipazione dei cittadini per entrambe le sessioni. Sul fronte scolastico si è chiesto l'impegno di tutti per evitare l'accorpamento dell'Ambrosini con un istituto di Agrigento. Si è chiesto che la prestigiosa scuola, nata a Favara oltre 40 anni fa, tra le prime scuole ad indirizzo alberghiero in provincia, rimanga autonoma e soprattutto resti a Favara, che il dimensionamento e l'accorpamento resti l'estrema ratio e che comunque, se inevitabile, sia fatto con un istituto superiore di Favara, in modo tale che la titolarità della sede resti a Favara, da scongiurare anche l'accorpamento dell'Istituto Comprensivo Guarino. Approfondita e sicuramente più tecnica la seconda sessione del Consiglio straordinario, quella relativa alla situazione finanziaria dell'ente comune, che sembra uscito formalmente dal dissesto finanziario, anche se ancora non c'è la nota ufficiale del Ministero, ma che ancora non ha i bilanci, per cui non può procedere alla stabilizzazione dei precari. Proprio per queste problematiche, le due questioni finanziarie e precari sono state affrontate insieme nello stesso Consiglio Comunale straordinario. Il presidente della Commissione straordinaria di liquidazione, Paolo Ancona, ha fatto un excursus storico del dissesto che sembra chiuso, o meglio lo sarà con l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento Finanze, al quale è già stato inviato. In ragione di ciò, la Commissione potrebbe terminare il proprio compito anche entro la fine dell'anno. Il presidente dei revisori dei conti, Giuseppe Bilello, ha trattato i temi più attuali della questione finanziaria. È emerso che il comune di Favara non è più in dissesto, ma ancora formalmente non è uscito. Essendo l'approvazione dei bilanci necessaria e propedeutica alla stabilizzazione, sull'iniziativa della Presidente Miriam Mignemi è stata formulata una richiesta di parere al Ministero per procedere alla proroga dei contratti e garantire la continuità del servizio e quindi procedere poi alla stabilizzazione. Sul tema scuola e precari, intanto, oggi il sindaco Antonio Palumbo e il prefetto Filippo Romano si sono recati a Palermo per una interlocuzione con il governo regionale.